nuovo buongiorno a tutti voi, ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. La festa del lavoro quest'anno va celebrata lavorando e questo l'intento con cui Ascom Pordenone ha dato vita a una sensibilizzazione del mondo del commercio per un'apertura dei negozi il 1° maggio. Per il presidente Alberto Marchiori è anche così che si salva l'occupazione e questo devono capire i sindacati. Sul coprifuoco ha pochi dubbi poi e dice meglio abolirlo. Presidente, si avvicina il 1° maggio, quest'anno sarà una festa del lavoro particolare perché è una festa del lavoro al lavoro. Voi in passato spesso avete difeso questa festività, però questa volta dite sì, bisogna andare a lavorare. Sì, noi siamo sempre stati allineati con i sindacati su queste tematiche, queste sono date importanti per un paese civile, eccetera. In questo caso purtroppo la festa del lavoro l'abbiamo fatta durante il lockdown, cioè purtroppo siamo rimasti chiusi, non un giorno ma tanti giorni e quindi quest'anno il giorno del 1° maggio diventa un giorno emblematico come giorno lavorativo per mantenere i posti di lavoro e sono convinto che i sindacati non la vedranno diversamente da noi perché abbiamo sempre remato entrambi dalla stessa parte, cioè qui si tratta di salvaguardare l'economia e i nostri collaboratori, i nostri dipendenti. Quest'anno, il 1° maggio, confidiamo che possa essere una giornata di lavoro per tutti. Complice anche il fatto che cade di sabato e quindi anche i negozi potrebbero averne un beneficio. Anche Federmoda ha invitato a tenere aperto in sicurezza, chiamando insomma, i clienti a spendere qualcosa quel giorno. Ma sicuramente, come diceva lei, essendo sabato, l'opportunità di tenere aperto ce l'hanno tutti. Poi ci sarà chi liberamente terrà chiuso e questo è facoltà che hanno tutti, ma facoltà che c'è anche al contrario, cioè la legge consente anche in queste festività di tenere aperto, nonostante quelle precisazioni che noi abbiamo prima fatto. Ecco, anche sul fronte dei lavoratori, tanti sono appena usciti dalla cassa integrazione, insomma andare a lavorare quel giorno lì è anche un modo per dare loro dignità. Ma io penso di sì, anche perché dare dignità, ma soprattutto far uscire da una depressione psicologica che grava su tutti, anche quelli che stanno bene, anche quelli che hanno un posto di lavoro, perché siamo tutti bene o male condizionati. Questa pandemia ha fatto molti danni sotto il profilo salutare ed economico. Con il ritorno alla zona gialla ci sono state le riaperture in particolare di bar e ristoranti, anche se con molte limitazioni. Ecco, qual è il suo parere? Non siamo felici di questo modus operandi. Le aperture per i ristoranti e i bar solo con i tavoli all'aperto, peraltro con un clima che non ti aiuta più di tanto perché le temperature sono ancora basse, non è sicuramente entusiasmante e comunque sono criteri discriminatori. Io stamattina ho chiesto anche di sentire il Presidente della Regione, che è anche coordinatore nazionale di tutte le regioni, perché supporti queste nostre richieste, non per il libero tutti, non per tornare indietro, ma per andare avanti con scelte oculate, intelligenti. C'è troppa improvvisazione e quindi i risultati sono quelli che sono, i nostri sono furibondi e incominciamo comunque gradualmente a riprendere. Quali sono le vostre richieste? Che cosa vi auspicate almeno per le prossime settimane? Ma guardi, sul tema del coprifuoco, spostare il coprifuoco di un'ora è un'ulteriore presa in giro, non cambia nulla. Il coprifuoco va a nostro modo di vedere eliminato o quantomeno messo solo nelle ore notturne per evitare schiamazzi e anche in questo caso avere anche dei risultati sotto il profilo della criminalità. Ma per il resto tenere in piedi un coprifuoco non ha senso. Noi ora andiamo a Gemona da Monica Tosolini per parlare di un'iniziativa dedicata alla sicurezza di chi sulle strade si muove in bicicletta. Monica, buongiorno, a te la linea. Eccoci Francesca, siamo qui a Gemona perché qua si parla di sicurezza stradale. Promuoviamo un'iniziativa importante che ci spiega l'assessore Davis Goi.
Buongiorno a tutti. Sì, il tema della mobilità sostenibile è un tema molto caldo che interessa molto questa amministrazione comunale e tutto il Consiglio. Dobbiamo prendere atto sempre più che ci sono sempre più ciclisti che frequentano le nostre strade. Gemona è sempre più hub ciclabile, quindi un crocevia di ciclabili dall'FVG1. Abbiamo sempre migliaia di ciclisti che arrivano dal nord Europa e anche dalla parte pedemontana attraverso l'FVG3, ma non solo cicloturismo, attenzione anche alle persone locali che usano sempre più la bicicletta per andare a lavorare, per andare a scuola, per divertirsi, quindi il connubio bici, far bene, rompere la sedentarietà va bene, fa bene anche all'ambiente. Noi abbiamo avuto la fortuna che un nostro concittadino, Walter Franz, ha conosciuto in un percorso, anche questo di un motivo nobile, che ha fatto il Giro d'Italia in bici, ha conosciuto Marco e Paola, che hanno portato avanti questa iniziativa Io rispetto il ciclista. È un'iniziativa che verrà sempre più, prende piede in tutti i comuni. Noi assieme al comune di Carlino e Meduno siamo i primi in Friuli. Vogliamo installare questi cartelli che negli ingressi di Gemona e nelle strade che portano a Gemona, perché anche il discorso sicurezza fa parte della mobilità sostenibile, non solo infrastrutture dove non ci sono le piste specifiche per i ciclisti, dove c'è l'utilizzo promiscuo. Vogliamo che il ciclista sia in sicurezza. Noi abbiamo messo 10 cartelli di questi e speriamo che anche altri comuni aderiscano a questa iniziativa. Perfetto, un bel esempio. Noi sveliamo uno dei cartelli al varco della città con il sindaco Roberto Revelant. Eccolo qua, lo state vedendo. Orgogliosi di questa iniziativa importante. Sì, grazie. L'iniziativa nasce per sensibilizzare un po' l'intera comunità. Ci vuole ovviamente un salto culturale che dobbiamo fare, perché negli ultimi anni sono cresciuti moltissimi i cicloturisti e i fruitori delle due ruote anche per gli spostamenti locali. È evidente che bisogna cercare di evitare le tragedie che si verificano con troppa frequenza, ed è chiaro che ci vuole un rispetto reciproco, ovviamente, sia da parte del ciclista verso gli automobilisti, ma soprattutto gli automobilisti verso i ciclisti, perché sono le fasce più deboli. Con questa iniziativa veramente ci tengo a ringraziare anche l'assessore Gubiani, che è qui con me. Ci teniamo a sensibilizzare le comunità. Questa realtà, quella del territorio del Gemonese, Gemona in particolare, diventerà sempre più una città a misura di ciclista. Stiamo cercando di realizzare le infrastrutture adeguate per dedicare veramente degli spazi a chi fruisce della bicicletta, che è il metodo giusto assieme allo spostamento a piedi di muoversi. Quindi vogliamo garantire salute, serenità per chi si muove e la possibilità di farlo in massima sicurezza. Beh, insomma, un modello state diventando. Ma insomma cerchiamo di intraprendere dei buoni usi, insomma, di quelle che devono essere le misure adeguate per riuscire a far convivere tutte le realtà. Dobbiamo fare un salto culturale assolutamente, perché va fatto nel rispetto di tutti, delle famiglie in particolare, dei ragazzi e dei bambini, e quindi culturalmente dobbiamo crescere tutti. Perfetto, ringrazio il sindaco e l'assessore. Francesca, e ti restituisco la linea. Grazie a Monica Tosolini. Con Giandomenico Ricci da Gemona ci spostiamo a Cividale, dove riprendono i lavori per la ristrutturazione del tempietto longobardo del monastero di Santa Maria in Valle. Allora ci racconta tutto Paola Trepo. Buongiorno Paola. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo all'esterno del complesso di Santa Maria in Valle, che contiene lo Scrigno, il tempietto longobardo patrimonio UNESCO. Con noi l'assessore ai lavori pubblici e al turismo Giuseppe Ruolo del comune di Cividale del Friuli, che ci spiega in anteprima quali sono le novità di questo splendido sito di Cividale. Buongiorno. Buongiorno, sì, ci troviamo di fronte al nostro gioiello, quello che ci ha permesso di entrare all'interno del patrimonio dell'UNESCO, e abbiamo colto questa occasione ovviamente per cercare anche di valorizzare e di ristrutturare, anche di riqualificare quelli che sono gli spazi del monastero. Ad esempio da poco si è concluso il primo lotto di circa 3,5 milioni di euro, un intervento molto importante che ha visto la riqualificazione di una prima ala del monastero, all'interno della quale hanno trovato spazio la biglietteria, quindi il centro visitatori.
dove poi inizialmente avevamo ipotizzato l'apertura di un'attività commerciale, un bar per ospitare i turisti, ma in realtà questa idea poi è cambiata in corso d'opera e adesso è in fase di progettazione, speriamo di realizzarla e inaugurarla entro giugno, dove festeggeremo i 10 anni dall'entrata nell'UNESCO, una vetrina del territorio che avrà come obiettivo quello di valorizzare, di dare visibilità alle nostre eccellenze enogastronomiche e artigianali. Dopodiché in questa ristrutturazione sono emersi anche degli scavi di forte interesse che abbiamo deciso di lasciarli a vista e quindi saranno visitabili. E adesso stiamo partendo invece con il secondo lotto di lavori che andrà a completare una parte dell'ala interessata dal primo lotto e poi proseguirà su altri 2 piani del monastero. In uno di questi 2 piani, nel primo lotto, ha trovato la realizzazione anche di una quadreria di cui si sta occupando la mia collega Angela Zappulla con la delega alla cultura, dove verranno create delle mostre di artisti nostri friulani, ma che anche questa verrà inaugurata in occasione dei 10 anni dell'UNESCO, con un'importantissima mostra e non posso dire altro perché il programma è in fase di stesura. Però possiamo dare un'anticipazione per quanto riguarda una specialissima e nuovissima realtà immersiva che permetterà al turista in arrivo a Cividale del Friuli di vedere uno spazio nascosto che spesso non si può visitare. Di cosa si tratta? Esatto, questo rientra nei lavori del secondo lotto dove verrà creata un'area grazie anche a dei fondi regionali, europei che abbiamo ricevuto con il progetto Recolor, dove praticamente all'interno verranno riprodotti alcuni dei nostri siti che vengono ovviamente interessati da visite turistiche ma che non sono accessibili a tutti. Faccio un esempio su tutti, è l'ipogeo celtico, che ovviamente per la sua conformazione non è accessibile ai disabili, ma all'interno di questa stanza sarà una stanza virtuale immersiva, verrà riprodotto ad esempio l'ipogeo celtico e quindi sarà visitabile virtualmente anche da utenti diversamente abili. Questa è una delle novità che vedrà vita una volta terminato il secondo lotto. Poi ripeto, è un processo di riqualificazione e di ristrutturazione che sarà in particolare sul tempietto longobardo al terzo lotto. Questo partirà a giugno, ci saranno anche dei lavori fatti proprio dalla sovrintendenza, circa 1,5 milioni saranno i lavori del terzo lotto, dove ci sarà un adeguamento e un assestamento murario, ma anche degli apparati decorativi. E quindi insomma veramente tante novità per questo tempietto longobardo, come dicevo, inserito all'interno del monastero di Santa Maria in Valle, un gioiello vicino alle acque del Natisone. La prossima apertura, visto l'ingresso in zona arancione, probabilmente, ci accennava l'assessore, il 1° maggio, sempre che tutto proceda secondo la tabella di marcia. Allora ringraziamo l'assessore ai lavori pubblici e al turismo, e qui da Cividale, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie a Paola Treppo e a Martina Beraldo per questo collegamento. Dopo la pubblicità ci ritroviamo con la seconda parte di A Voi la Linea. C'è una 25enne friulana i cui video stanno letteralmente spopolando su TikTok. La 25enne udinese Rebecca Perolo è stata per questa selezionata dal social media per la campagna pubblicitaria ideata per promuovere lo stesso. Ci ha raccontato come dietro pochi secondi di video ci sia molto lavoro, un lavoro che praticamente è nato durante il lockdown dello scorso anno. If the world was ending, you'd come over, right? You come over and you'd stay the night. Ciao a tutti, mi chiamo Rebecca Paviola, ho 25 anni, sono nata e vivo a Udine e sono una travel content creator. Ho da sempre la passione per i viaggi, questo perché ho avuto la fortuna di avere 2 genitori che mi hanno sempre portata in giro con loro. Fin da piccola mi hanno sempre fatto viaggiare e scoprire nuove terre, nuove culture, e di questo sono veramente grata. A settembre 2019 però ho conosciuto Davide Anzimanni, il mio attuale compagno, fotografo e videomaker professionista,
e da lì ho veramente scoperto un mondo che era sotto i miei occhi e che io non riuscivo a vedere. Mi ha fatto veramente scoprire come funziona Instagram e ho veramente capito le potenzialità che quel social aveva e grazie a lui anche ho ripreso a scattare e adesso viaggiamo insieme in giro per il mondo e siamo diventati content creator, ovvero creatori di contenuti, foto e video per aziende e brand. Mi sono iscritta su TikTok a dicembre 2019, ma ho cominciato a postare solamente nella prima quarantena di marzo 2020 e ho cominciato a postare dei video che avevo fatto nei miei viaggi precedenti, praticamente dei video ricordi, non video studiati o particolarmente elaborati. Tant'è che il primo video che mi è andato virale è stato un video dell'ultimo tramonto del 2019 a Budapest, dove abbiamo passato il Capodanno e ho fatto 300.000 visualizzazioni. Da qui ho capito che potenzialità avesse questo social e ho iniziato a studiare l'algoritmo, a studiare cosa funzionava e cosa non funzionava rispetto ad Instagram, le differenze tra questi due social e da maggio 2020, da quando siamo stati liberi di tornare a viaggiare, ho deciso di creare dei video apposta per TikTok, quindi strutturati in un certo modo, editati in un certo modo, perché finissero solamente sulla piattaforma di TikTok. Più viaggi facevo, più video realizzavo, più video postavo, più la mia tecnica migliorava, più i miei follower aumentavano, più piaceva alle persone quello che facevo. In un video, così come in una foto, sono veramente i piccoli dettagli che fanno la differenza ed è per questo che dietro un mio video di 15 secondi sempre ci sono ore di studio, ore di preparazione, non lascio mai veramente niente al caso, nemmeno un dettaglio di un accessorio o del paesaggio. La chiave per far funzionare il proprio profilo, in questo caso nella nicchia dei travel content creator, è essere sempre originali, guardare sempre quello che fanno gli altri, trarre ispirazione, ma far vedere sempre le cose dal proprio punto di vista. Ad esempio, quando siamo andati in Toscana, in Val d'Orcia, volevo a tutti i costi realizzare un video nel campo della famosa scena finale del Gladiatore, dove c'è il protagonista che corre incontro alla sua famiglia. Solamente che girando per i campi della Val d'Orcia mi sono innamorata di uno che aveva una vista spettacolare e c'era un tramonto meraviglioso e in quel momento ho detto a Davide facciamolo qui questo video, non voglio farlo nel medesimo posto del film, voglio che questa cosa sia mia, che sia sentita e così ho realizzato quel video. È piaciuto talmente tanto che mi è stato chiesto di partecipare alla campagna di TikTok Italia che adesso vedrete sui principali canali televisivi e anche su tutti i social media. Partecipare alla campagna di TikTok Italia è stata per me veramente una grandissima soddisfazione e sono veramente molto orgogliosa di poter nel mio piccolo rappresentare il nostro paese e la nostra Italia. Ad oggi conto 55.000 follower su TikTok e questo mi ha dato l'opportunità di collaborare con diversi hotel e brand. I consigli che mi sento di dare sono sicuramente avere tanta passione e tanta determinazione. Io sono arrivata fin qui sbagliando veramente molte volte perché non riuscivo a realizzare i contenuti che desideravo o come ce li avevo in testa. E sbagliando però è lì che ho capito dove erano gli errori che commettevo ed è grazie a quelli se sono arrivata fin dove sono ora. Bisogna poi essere sempre originali, prendere ispirazione dagli altri ma non copiare, far vedere sempre le cose dal proprio punto di vista perché è quella la chiave poi del successo. Dal 6 al 16 maggio ritorna la Settimana delle Culture Furlane organizzata dalla Società Filologica Friulana, spostata all'autunno nel 2020 a causa della pandemia, ora torna alla sua tradizionale collocazione primaverile ma forte dell'esperienza online dello scorso anno. Con l'esperienza dell'anno scorso abbiamo pensato a una Settimana delle Culture Furlane promossa prevalentemente sulla piattaforma streaming dedicata, però diciamo senza trascurare quelle che sono alcune occasioni per riportare la partecipazione del pubblico, dei cultori e degli interessati anche alla dimensione in presenza. Sono ben 48 i comuni che partecipano quest'anno e altre 42 sono
istituzioni, enti, pro loco, insomma associazioni che diciamo condividono con noi questo lavoro. Abbiamo ben 42 eventi sulla piattaforma, tra appunto convegni, conferenze, presentazioni, diciamo manifestazioni che sono anche musicali, che sono anche teatrali, che sono anche di cucina, più altre 37 manifestazioni pensate soprattutto per i ragazzi, quindi per i percorsi di lettura con le biblioteche, con le maratone, diciamo per le scuole, più altri 23 eventi in presenza, soprattutto per quello che riguarda le visite guidate. Una parte di questi eventi, come sempre, sono dedicati alla presentazione di momenti importanti della nostra storia, personaggi importanti, produzioni importanti. Abbiamo una bella partecipazione, una bella collaborazione con la Fondazione De Claricini per ricordare quello che è il riflesso, ecco, dell'eredità dantesca sul nostro Friuli, tutte le traduzioni di Dante in friulano, non soltanto della Divina Commedia, ma appunto presenteremo anche La Vite Nuove, quindi che è l'opera giovanile, insomma l'opera giovanile di Dante nella sua versione friulana. Poi abbiamo altri convegni importanti, in particolare sulle scritture, sulle carte, sui documenti venzonesi antichi. Poi abbiamo un bel convegno sugli archivi delle banche, ecco, quindi sul trattamento, ecco, di quelli che è la documentazione, no? Degli istituti di credito, dei monti di pietà, eccetera. Abbiamo poi un evento sul costume popolare e abbiamo anche due anteprime teatrali veramente interessanti che sono l'anteprima dell'opera Guarnerius e Tra Lus e Scur, che è la versione, diciamo, friulana di Carlo Tolazzi dell'episodio tragico dei diciamo fusilars di Cercivento. Per oggi è tutto, a voi la linea torna domani alle 12:45, il prossimo appuntamento con il telegiornale, vi ricordo alle 16:30 con l'edizione Flash. Buon pomeriggio e grazie per averci seguito.